noi abbiamo delle motoseghe speciali che hanno un sistema particolare di avviamento, il sistema Comfort o l'avviamento agevolato. Quindi oggi vi farò vedere l'MS162C con l'avviamento agevolato. Con questo sistema riduciamo di 2/3 la forza impiegata nella messa in moto e in più non diamo diciamo, il tipico strappo violento, ma tiriamo uniformemente il cordino della messa in moto e la macchina va in moto. Carichiamo il primer. Quando è pieno ci preoccupiamo di spingerlo e non fare dei colpetti così perché non spingiamo niente dentro il carburatore. 3-4, se ne facciamo anche in più non succede niente perché torna nel serbatoio. Dopodiché acceleriamo tutto e mandiamo tutta il manettino dell'aria, lo mandiamo tutto in basso. La macchina farà uno scoppio o un accenno di scoppio. Quando fa così tiro su di una tacca, andrà a mezza aria, tiro ancora, la macchina va in moto, sblocco la catena e lo faccio girare. Nel momento in cui inizia a girare e do un colpo di acceleratore, qui andrà a 1. Lo facciamo vedere. Tiro, la macchina fa un accenno di scoppio, porto su di uno scatto. Quando la macchina poi andrà in moto, perché tiro ancora il cordino, un colpo di acceleratore su 1. Per spegnere faccio così e torna già su 1. Quando la macchina è calda, questa è la posizione corretta e basta tirare. Adesso ve lo faccio vedere. Mettiamoci il berretto perché fa freddo e andiamo fuori a metterla in moto. Preoccupiamoci che sia bloccata la catena, ci mettiamo con il tacco sull'impugnatura e lasciamo che tutta la luce che io posso avere per tirare, perché il segreto di questa messa in moto è tirare fino a fine corsa la corda. Quindi adesso faccio così. Avete sentito? Ha fatto un accenno. Tiro su a mezz'aria, sono bastati 2 colpi, E adesso Ilario la mette in moto. Tieni fermo con la mano destra, spingi in basso e tira su dritto. Ok, tira su dritto uniformemente. È riuscito anche Ilario. Quindi cosa significa? È periodo di motoseghe, però qui da me potrete trovare tutti i modelli di motoseghe, quasi tutti, equipaggiati col sistema Comfort, quindi dalla 162 alla 172 alla 212, tutte macchine di prima fascia, però con l'avviamento facilitato.